Si è svolto ieri presso la sede della Forestale a Siculiana, ove insiste il vivaio della stessa azienda, la cerimonia organizzata dal Rotary Club di Agrigento, presieduta da Salvatore Alaimo, in collaborazione con gli altri Rotaract di Bivona, Menfi e Ribera, gli Interact di Licata e Ribera e quelli della provincia di Agrigento. L'iniziativa, denominata Un albero per ogni socio, ha visto la presenza del governatore dello stesso Club Service, Gaetano De Bernardis. Vedete, oggi è una giornata bellissima, a parte il tempo che è buono. Allora battiamo ogni Perché è mano bello per quando vedi poter realizzato concretamente quello che hai sognato di fare. Quando siamo messi a discutere di fare un progetto sulla piantumazione, è stata una scommessa. Questa è un'ulteriore scommessa vinta e sono veramente felice perché una cosa è pensarle le cose, ma io amo il sogno quando il sogno diventa realtà, il sogno nell'aria non mi piace, come voi ben sapete. E quindi questa è una delle cose più belle che stiamo facendo quest'anno. Sono in giro come una trottola per inaugurare queste cose, ma lo faccio con estremo piacere perché è un progetto su cui puntiamo tutti. Veramente. Vi ringrazio perché avete scelto questo territorio, insomma, perché comunque la piantumazione è un fatto importante, simbolico, importante e anche educativo, quindi di questa vostra disponibilità e sensibilità io vi ringrazio. Io mi associo a quello che ha detto il mio collega e ringrazio per l'invito. Dicevo poco fa il Presidente, è una bellissima giornata di sole, la piantumazione di una pianta dettata e fatta in questo periodo di guerre e quindi dare vita a qualcosa al contrasto con le guerre che ci sono, penso che sia una cosa bellissima, vi ringrazio per avermi invitato. Quando questi alberi ci siamo sottratti a quella logica dell'eterno presente che regola un po' tutte le nostre azioni. Noi facciamo le cose per logica, senza pensare al domani. Accade ovunque, in politica ma anche altrove. Questa cosa di pensare a un albero, l'albero ci sopravvive. Questi alberi fra 100 anni ci saranno, se qualche piromane non interviene naturalmente. E quindi noi, penso che di noi forse qualcuno mancherà. Senza esagerare, qualcuno mancherà. Però il piacere sarà che qualcuno potrà dire questo albero mi spiace, sono stati piantati dai rotariani che in quell'anno decisero di proiettarsi su E rilasciare un segno.